Ciao e benvenuto, benvenuta in questo nuovo video. Oggi parleremo di infiammazione ai nervi del collo, infiammazione alla cervicale. Parleremo dei sintomi associati all'infiammazione, parleremo anche della cura definitiva, ovvero della Mind Body Therapy, che si fa in 3 semplici step. Ti porterò step by step su quello che devi fare, su quello che ti devi focalizzare su questa terapia che puoi fare completamente in autonomia. Ma chi sono io per dirti questo? Io sono Veneziano Alessio, sono un fisioterapista e fondatore di venezianotherapy.com, che è il primo portale in Italia sul dolore neuroplastico cronico. Ok, veniamo quindi ai sintomi. Quali sono i sintomi dell'infiammazione cervicale? Bene, i sintomi sono diversi e iniziamo con quelli del dolore. Dolore alla parte della cervicale, quindi del collo, e alla testa, quindi potresti sentire dolore nella parte locale, insomma, del collo, o che va a irradiarsi sulla parte della scapola, della spalla, o addirittura più avanti, più giù sul braccio, o addirittura che vada sulla nuca o sulla parte della testa. A quel punto si parla di emicrania, o si parla di mal di testa muscolotensivo, cefalea tensiva. Un altro sintomo può essere la rigidità, parliamo anche di sintomi come vertigini o sbandamenti. Un'altra problematica che si può avere, un altro sintomo, è la difficoltà di concentrazione, difficoltà a leggere, difficoltà a lavorare, difficoltà a stare appunto focalizzati su una task e farla per molto tempo. L'intorpidimento e il formicolio può essere anche uno dei sintomi, ovviamente alla parte della mano. Uno pensa che magari sia problematica di tunnel carpale, ma potrebbe essere anche un sintomo da cervicale infiammata, assolutamente. E un altro sintomo comune è la debolezza muscolare. Questo non avviene spesso, ma potrebbe arrivare. Ovviamente i nervi del collo sono collegati e vanno a finire anche sulla parte delle nostre braccia, le nostre mani, e è possibile che ci siano queste sintomatologie. Ovviamente bisogna escludere cause gravi come infezioni, malattie autoimmuni, problematiche magari che arrivano da un trauma, un incidente stradale. Qui parliamo di problematiche di dolori cronici che si perpetuano da più di 3 mesi. Quindi cosa fare a questo punto? Se ti trovi in questa situazione, avrai probabilmente provato magari dei massaggi, hai provato della fisioterapia attiva o passiva, hai provato dell'acupuntura, ma nonostante tutto il problema ritorna. Bene, a questo punto è essenziale avere un approccio di un certo tipo, un approccio che va direttamente a lavorare sulla radice. Il dolore in questo caso è sentito locale, nella parte diciamo locale del corpo, quindi che può essere in questo caso la cervicale o mal di schiena, ma ha una radice nel sistema nervoso centrale. Quindi il sistema, parliamo di cervello, del tuo cervello, è stato memorizzato in base a varie cause, fattori, principalmente da fattori psicologici e sociali. Quindi la terapia che insegno da diverso tempo in Veneziano Therapy è una terapia mind body, quindi che abbraccia mente e corpo. Come si instaura la terapia in questi casi sulla parte cervicale? È la stessa che si instaura sulla parte lombare o in altre parti del corpo, perché il dolore neuroplastico cronico può essere in diverse parti del corpo e soprattutto può spostarsi da una parte del corpo a un'altra. Questi sintomi appunto possono essere aggravati da ansia, da problematiche magari sociali, a lavoro, in famiglia. Uno pensa magari che queste problematiche non siano la causa,
ma in realtà nel dolore neuroplastico cronico la radice appunto è il sistema nervoso, e come facciamo a ipersensibilizzare il sistema nervoso? Appunto attraverso i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, e a un certo punto diventa un meccanismo automatico. Questo meccanismo automatico si perpetua nei mesi, negli anni. Bisogna trovare la via d'entrata del dolore, andare direttamente alla radice. La radice è emozionale, è psicologica, ribadisco, non è una questione di che il dolore viene inventato, ma viene creato dal sistema nervoso centrale e non più dalla parte periferica. Quindi la cura, 3 step: impara, regola, esprimi. Questo lo troverete nel mio logo Veneziano Therapy sotto appunto come slogan praticamente: impara, regola e esprimi. Ricordatevi questi 3 step sempre, perché è un circolo, è un ciclo di terapia che gira sempre su questi 3 punti. Te li spiego passo dopo passo. Perché impara? Qui parliamo principalmente di capire da dove arriva il dolore, da dove arriva la tensione. Ovviamente la tensione si è sentita nel corpo, ma da che cosa ti è stata causata? Se facciamo un passo indietro prima del sintomo, arriva sempre l'emozione. Quindi bisogna essere consapevoli, allenare la nostra consapevolezza a capire da dove arriva il dolore. Il dolore arriva in questo caso probabilmente da preoccupazioni, da stress a lavoro, stress in relazioni sociali, in famiglia o altri avvenimenti. Quindi allenare la consapevolezza. Se capisci che la tua problematica è principalmente derivata da una problematica fisica e psicologica, riusciamo a accettare il sintomo per com'è, non lo ripudiamo, non lo vogliamo fare andare via a tutti i costi, perché in realtà fa parte di noi, fa parte del nostro modo di essere, del nostro modo di metabolizzare i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Quindi questo è il primo step. Ok? Accettazione del sintomo. Quindi il massaggio, capite che coprire il sintomo col massaggio, sì, funziona per qualche giorno, ma poi prima o poi arriverà, perché già questo primo step l'abbiamo mancato. Essere consapevole che quel sintomo arriva da un qualcosa non di fisico, ma di emozionale, di psicologico. Secondo step, regola. Uno dice: ok, cosa devo fare quindi per ritornare a stare bene, per regolarizzare il sistema nervoso? Bene, una volta che abbiamo terminato il primo step, possiamo regolarizzare il sintomo regolarizzando il sistema nervoso, ovvero colui che crea il dolore. In questo caso regolarizziamo il sistema nervoso attraverso delle tecniche che insegno. Parliamo di respiro, parliamo di tracciamento somatico, parliamo di mindfulness, parliamo di movimento. Quindi il respiro, nel mio canale trovate diversi video di respirazione, esercizi di respirazione. Parliamo del 4-7-8, respirare per 4 secondi, inalare per 4 secondi, 7 secondi di pausa e 8 secondi di espirazione dalla bocca. Queste modalità di respiro, quindi di espirazione lunga e ispirazione corta, regolano il nostro sistema nervoso. Ci sono veramente tanti esercizi sulla parte di respirazione, però questa fa parte solo del ciclo di guarigione, fa parte solo dello step 2. Quindi è vero, il respiro aiuta, ma regola il sistema, non lo cura, lo regola. Quindi il respiro. Poi, secondo, si può fare la regolazione del sistema nervoso attraverso un grande e potente strumento che insegno, che è la parte centrale della terapia mind body, è il tracciamento somatico, somatic tracking. In Italia questo termine non è tanto in uso, perché è stato coniato da Alan Gordon, psicoterapista di queste tipologie di dolori neuroplastici, psychosomatic, che l'ha chiamato appunto tracciamento somatico. Il tracciamento somatico non è altro che una mindfulness.
di guardare con distanza il nostro sintomo, come se in realtà lo dovessimo osservare, non siamo noi il sintomo. Appunto è mindfulness pura. Non sto qui a farvi una guida sul tracciamento somatico mindfulness. Ho anche per questo step, questa tecnica, un video che lo metterò in descrizione. E poi ovviamente c'è una delle terapie più potenti, anche questa, è il movimento fisico graduale. Non abbiate paura di muovere il vostro collo, non abbiate paura di fare esercizi che pensate magari potrebbero aggravare la situazione. Poi, terzo step, parliamo di scrittura espressiva, quindi esprimi, lo step di esprimere le nostre emozioni, le nostre paure, le nostre preoccupazioni. Come lo si fa? Scrivi su un foglio attraverso la tecnica di scrittura espressiva, che anche per questa, se vuoi sapere il passo dopo passo come farla, metto il link del mio articolo in descrizione dove ti spiega come farlo. Quindi scrivi tutto quello che ti preoccupa, scrivi tutto quello che ti mette ansia, tutto quello che ti mette rabbia, scrivi qualsiasi cosa che vuoi, perché nessuno leggerà quel foglio, e vai deep, vai in profondità, vai a dire le parolacce che vuoi, vai a fare le azioni che volevi fare, scrivi tutto quello che ti passa per la testa senza criticità, senza essere critico di te, di quello che stai scrivendo, ok? Ovviamente quando questa scrittura espressiva viene fatta in un certo modo e costantemente, per diversi giorni, settimane, a volte parliamo di mesi di cura, vi assicuro che se fate questi 3 step per 1, 2 mesi, 3 mesi, ok? I vostri sintomi diminuiranno drasticamente. Questa non è una mia opinione, questa è in realtà scienza, sono esercizi basati su evidenze scientifiche. Sono sicuro che daranno una mano anche a voi. Questi esercizi li potete fare in autonomia. Se avete bisogno di una guida sul tracciamento somatico, sulla scrittura espressiva, su quindi tutti questi 3 step, offro delle consulenze individuali a distanza, quindi non dovete essere per forza nei miei paraggi. Offro anche sessioni di gruppo una volta a settimana dove faremo il tracciamento somatico insieme. Ok, parleremo appunto di questi 3 step, ma facciamo la pratica direttamente assieme. Ok, se questo video vi è servito, scrivetemi nei commenti, se avete dei dubbi scrivetemi nei commenti. Spero veramente di avervi dato una mano. Sono soluzioni a medio e lungo termine, non c'è nulla che vi dà sollievo lì all'istante. Sì, un antidolorifico, un antinfiammatorio, solite terapie che potete fare, che avrete già fatto probabilmente, ma il dolore ritornerà. Attraverso questo ciclo di impara, regola, esprimi, si va veramente in profondità, si va alla radice. Se non si risolve la radice, purtroppo il problema ritorna e ritornerà magari anche più forte. Ok? Per adesso è tutto, grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!